Yo, ascoltate bene questa nuova storia. Fabrizio Corona torna sulla gloria. Non per gossip su Fedez o Chiara Ferragni, ma per una campagna che scuote gli ingranaggi. In questi giorni tutti parlano di lui, non per Taylor, Mega o Tony F nei guai. Ospite nel podcast, il trend del momento, ha sganciato bombe, ha creato fermento. Ma ora parliamo di Pips, il suo nuovo ingaggio, una polverina bianca che solleva un dubbio saggio. Il segreto è non fermarsi, avere determinazione. Dice Corona con energia e passione. Pips Energy, il primo booster italiano. Non è una bevanda, non lo sciogli con la mano, una polvere da sniffare. E qui nasce il quesito, è tutto legale o c'è qualcosa di ardito? 10.000 follower sul profilo Instagram, postano effetti prima e dopo e ti domandi come fanno. La Gioconda trasformata in una bodybuilder, un messaggio forte che ti lascia da considerare. Il nome fa pensare, invita forse a pippare, un gioco di parole che ci fa riflettere. Ma tutto questo è legale? La risposta è sì, anche se la modalità lascia qualche perché. Pips Energy, il primo booster italiano. Non è una bevanda, non lo sciogli con la mano, una polvere da sniffare. E qui nasce il quesito, è tutto legale o c'è qualcosa di ardito? Ricorda sniffi in Francia, stesso scenario, una polvere legale che causa un divario. Il ministro Vailetu vuole metterla al bando perché tra i giovani potrebbe essere un inganno. Non facciamo i moralisti, non è questo il punto, ma il confine è sottile e ci lascia in profondo. Dopo trend sui social, sfide senza freni, ora questo nuovo hype che ci tiene sui trapezzi. Pips Energy, il primo booster italiano. Non è una bevanda, non lo sciogli con la mano, una polvere da sniffare. E qui nasce il quesito, è tutto legale o c'è qualcosa di ardito? Sembra attacco ma non è, serve a darti l'allegria, come